Bentornati e bentrovati a tutti. Tra il 540 e il 520 a.C., Anacreonte, questo è il nome dell'autore che stiamo raccontando in queste puntate di storie, matura la sua produzione poetica. Produzione poetica che veniva dopo nomi importantissimi che stavano nel suo stesso genere musicale. Perché genere musicale? Perché la poesia, a partire dal Alceo, era diventata una poesia accompagnata dalla musica, accompagnata da strumenti a corde. Si parla proprio di lirica monodica, dove il monos vuol dire solo, l'uomo solo, si alzava in mezzo all'assemblea e in mezzo all'assemblea pronunciava di fronte a tutti un componimento che in qualche modo facesse da carta di identità a quello che era l'assemblea che lo stava ascoltando. Abbiamo visto come Alceo faceva questo per la sua comunità politica di riferimento, abbiamo visto come Safo facesse questo come per la sua comunità religiosa di riferimento, il suo Tiaso. Oggi vediamo Anacreonte che fa questo in maniera cortigiana. Cosa vuol dire cortigiana? Vuol dire che Anacreonte non apparteneva ad un contesto, ma si rende conto che esiste un contesto che ha bisogno di lui. È interessantissimo perché lui è un autore della letteratura che si domanda che cosa voglia dire essere uomini, cosa vuol dire restare umani, questa domanda che dal Alceo in poi faceva compagnia a tutti gli autori della lirica monodica. Ecco, Anacreonte si domanda questa cosa all'interno di un contesto interessantissimo che è quello dei tiranni. Anacreonte sa benissimo che i tiranni sono quelle forze che dentro le città si impongono a un certo punto perché la faziosità, le lotte sono così aspre che è necessario l'intervento di una nuova persona, di una nuova figura capace di far sintesi. E questa nuova figura capace di far sintesi, di andare oltre le fazioni, era il tiranno. Anacreonte si mette al servizio dei tiranni e in qualche modo dona loro un contenuto, un messaggio, un'ideologia. Questi uomini che erano uomini di potere, nati per portare in qualche modo tranquillità e pace all'interno di città sconvolte, diventano grazie ad Anacreonte portatori di un messaggio. Qual è questo messaggio? Per Anacreonte sarà il messaggio dell'equilibrio. Essere uomini vuol dire essere persone equilibrate. Forse ci saremmo aspettati una risposta più importante da parte del mondo greco, però dovete pensare che veramente la Grecia è la culla di quella che è la conflittualità più importante dell'esistenza umana, la conflittualità tra il logos, la parte razionale, e il pathos, la parte emotiva, la parte patetica. In questo conflitto l'uomo cerca in qualche modo di crescere, di divenire. Tutti noi siamo persone che ogni giorno hanno a che fare con una parte patetica e una parte logica. Queste parti sono in conflitto fra di loro e cercano in qualche modo di trovare una pace, di trovare un equilibrio. Per Anacreonte l'equilibrio era il massimo a cui l'uomo poteva ambire e quindi lui si fa portavoce di questa istanza chiedendo ai tiranni dell'epoca di farsi portatori di equilibrio all'interno delle città, portatori di equilibrio all'interno delle decisioni politiche, portatori di equilibrio all'interno dell'educazione delle persone. L'equilibrio diventa in qualche modo il mantra che caratterizza tutta quest'epoca che vede il tramonto delle grandi città e l'affiorare di qualcosa di nuovo. Stanno arrivando i persiani, la società sta cambiando, il mondo è in evoluzione. Ci resta ancora una sorpresina prima di cambiare argomento, prima di cambiare pagina. Ce la racconterà domani ancora Anacreonte, sempre qui, sempre a Storie.